Sono una decina, solo nella giornata di oggi, le segnalazioni arrivate al movimento difesa del cittadino da potenziali truffati nell'ambito del caso della News Financial Technology, la società nata a Silea ma con sede a Londra, a cui migliaia di investitori in Veneto e altre regioni hanno affidato somme più o meno ingenti da far fruttare grazie alle criptovalute, con interessi altissimi, addirittura il 10% mensile. In media investimenti per 10-20 mila euro, ma c'è chi ne avrebbe versati anche 300 mila, con il rischio ora di non rientrare più neppure degli importi iniziali. Restituzioni congelate al momento, come ha fatto sapere la stessa società, al vertice della quale ci sono anche due trevigiani. Quello che appunto non torna è il fatto che non si riesce a riavere indietro il capitale investito. Cioè questi soldi sono bloccati, in questi, conti che appunto questa società di diritto inglese aveva fatto aprire a questi soggetti, e questi soggetti questi soldi non li possono più neanche toccare, e quindi diciamo che questa è la problematica principale sostanzialmente. Per il momento ci pare appunto una vicenda che presenta molti lati oscuri, e riteniamo appunto che sia opportuno segnalarla sia all'autorità giudiziaria che anche appunto all'autorità di controllo. Il timore è di non rivedere più i soldi versati, si rischia, dice l'avvocato Moschini, di essere di fronte all'ennesimo caso di risparmio tradito. Ci sono persone che, a quanto ci risulta dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto, hanno effettivamente conseguito dei guadagni. Ad oggi quella che è la nostra sensazione è che i soldi siano finiti. È possibile appunto che i dividendi dei primi soci, diciamo così, venissero pagati tramite le somme che venivano versate da quelli che entravano successivamente, e adesso appunto può essere che da un po' non ci sia più nessuno che entra, quindi non c'è più apporto di denaro fresco, e quindi non ci sono più i soldi per pagare coloro che magari avevano fatto gli investimenti mesi fa, se non appunto anni fa. Tutte circostanze che andranno ora approfondite attraverso le indagini che le procure avvieranno. Il Movimento Difesa del Cittadino conta di depositare un esposto già in settimana e invita gli investitori a farsi avanti e denunciare, e chiunque cerchi occasioni per far fruttare i propri risparmi a stare in guardia. C'è qualcuno che ti dice: investi questi soldi qui che ti faccia guadagnare il 10% mensile, a meno che non si tratti di una partita di droga, ecco, probabilmente è una cosa che quei soldi lì non li farà mai guadagnare. Assolutamente impossibile ovunque.